Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1985 tamponi molecolari sono stati rilevati 7 nuovi contagi, di cui 2 di importazione, con una percentuale di positività dello 0,35%. Sono inoltre 1603 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato nessun caso. Nella giornata odierna non si registrano decessi, rimane una sola persona ricoverata nelle terapie intensive, mentre negli altri reparti i ricoveri sono 6. Il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi segnala che le positività sono limitate, ma anche oggi si registrano casi di importazione da altri paesi, un fenomeno rilevante che necessita di una stretta osservazione e controllo. I decessi complessivamente ammontano a 3.799, i totalmente guariti sono 93.557, i clinicamente guariti 5.641, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 4.472. E sono in arrivo da domani anche in Italia nuovi test che permettono di riconoscere la variante Delta del virus SARS-CoV già a una prima analisi molecolare del campione di materiale biologico prelevato con il tampone. Erano attesi da tempo perché, secondo quanto osserva anche il virologo Francesco Broccolo dell'Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano, servono nuovi criteri di analisi dei tamponi con un'alta carica virale per riuscire a individuare la variante Delta. Sempre in tema di Covid, in Italia l'obbligo di mascherina all'aperto potrebbe venire meno quando tutto il paese sarà in zona bianca e quanto si apprende da fonti qualificate. In questo caso si tratterebbe dunque del 28 giugno, quando anche la Valle d'Aosta, l'unica regione ancora gialla, dovrebbe cambiare colore. Tuttavia non è questa l'unica ipotesi in campo, c'è infatti chi sostiene che per abbandonare la mascherina sia necessario aspettare almeno fino a lunedì successivo 5 luglio, alla luce del rischio varianti. Domani sera il CTS si riunirà per fornire il parere richiesto dal Ministero della Salute. Siamo alla cronaca, ancora ingressi di clandestini in Friuli Venezia Giulia. Questa notte a Trieste ne sono stati fermati 92, 41 dalla Polizia di Frontiera e 51 dalla Polizia di Mare. Anche in provincia di Udine i carabinieri di Palmanova sono intervenuti per una trentina di migranti rintracciati a San Giovanni al Natisone. Rintracci anche a Udine da parte della Polizia di Stato. Gli agenti hanno individuato una ventina di cittadini stranieri, per lo più sudanesi, e un eritreo. Sono stati segnalati dai passanti mentre stavano camminando lungo Viale Palmanova. Sono stati tutti portati all'ex caserma Cavarzerani, avviati a triage e quarantena fiduciaria. Nella mattina di ieri gli operatori della Polizia Ferroviaria di Tarvisio, durante la consueta attività di prevenzione e vigilanza scalo a bordo del treno internazionale in arrivo da Villa, che è diretto ad Udine, hanno identificato e tratto in arresto un cittadino italiano sul quale pendeva un ordine di carcerazione in carico alla squadra mobile della Questura di Trapani. Il provvedimento è stato emesso nel 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trapani e prevede la reclusione di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni, oltre all'arresto per 2 mesi. Sul capo del trentenne pende un cumulo di pena per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, lesioni personali aggravate e molestie e disturbo delle persone. L'uomo era stato appena rilasciato da una prigione austriaca a causa di reati compiuti oltre Alpe e stava rientrando in Italia, dove è stato prontamente identificato sul confine. Dopo la conferma dell'identificazione e la notifica di numerosi provvedimenti e dati giudiziari che lo attendevano da 3 anni, l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Udine. Tra le 13 e le 15:30 il soccorso alpino e speleologico ha effettuato 2 interventi, uno per malore a Sappada e uno per caduta e ferimento a Moggio Udinese. A Sappada, lungo il sentiero nei pressi degli impianti di Sappada 2000, una donna della provincia di Udine è stata colta da malore durante la discesa. Gli escursionisti che erano con lei le hanno fornito una prima assistenza e hanno chiesto l'intervento dei soccorritori che hanno fatto arrivare l'elicottero dal SUEM di Pieve di Cadore. La donna è stata portata all'ospedale di Belluno per controlli. In comune di Moggio, poi lungo la statale a circa 500 metri dalla deviazione per Moggio, un uomo di nazionalità straniera di lingua russa, presumibilmente un camionista, non aveva con sé i documenti, è caduto dopo un salto di 2 metri sulle rocce di uno dei rii presenti, procurandosi diverse ferite. L'uomo era in stato di alterazione evidente e ha rifiutato di essere caricato sulla barella. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso regionale che lo ha trasportato a Udine. Sul posto le squadre del soccorso alpino di Moggio, vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Friuli Venezia Giulia sempre più green, grazie all'avvio della valutazione ambientale strategica per il programma di cooperazione interregionale Italia-Slovenia.
La prospettiva ecologica a cui il Friuli Venezia Giulia si è votato, in linea con gli obiettivi strategici europei, sarà rafforzata dall'avvio della valutazione ambientale strategica per il programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia, che renderà così coerente con gli obiettivi green anche le specifiche attività incluse nei progetti europei transfrontalieri. Lo affermano congiuntamente gli assessori alla difesa dell'ambiente e energia Fabio Scoccimarro e alle finanze con delega ai progetti comunitari Barbara Zilli, a margine dell'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera con cui si dà avvio al procedimento di valutazione ambientale strategica, VAS, del programma di cooperazione Interreg 6A Italia-Slovenia 2021-27. Con la medesima deliberazione la Giunta ha reso atto del rapporto preliminare di scoping e dell'elenco dei soggetti coinvolti nella VAS. L'obiettivo della VAS è molteplice. Innanzitutto si intende considerare gli impatti e i contributi del programma proposto sugli obiettivi pertinenti di politica ambientale adottati a livello di Unione Europea. Quindi valutare i probabili impatti significativi, sia in positivo che in negativo, degli interventi proposti nel programma e i loro effetti cumulativi sulle principali questioni ambientali d'area. La VAS consente poi di suggerire misure di mitigazione che contribuiscono a evitare, ridurre al minimo o compensare gli impatti potenzialmente negativi e misure di miglioramento che amplificano i benefici ambientali e gli effetti collaterali positivi del programma. Il procedimento consente infine di rafforzare le considerazioni sullo sviluppo sostenibile e le aspirazioni formulate, ad esempio nel Green Deal europeo, durante l'elaborazione della proposta di programma. È tempo di Open Days ad Aquileia, manifestazione che ha richiamato centinaia di visitatori sugli scavi archeologici della cittadina. Nel corso dell'inaugurazione ieri è stato presentato il calendario della stagione estiva di Aquileia. Prosegue anche oggi il fine settimana dedicato agli Open Days di Aquileia, che ha richiamato nelle aree archeologiche centinaia di visitatori sugli scavi archeologici. Parallelamente alle visite tradizionali al Museo Paleocristiano e al Museo Archeologico, i visitatori hanno potuto usufruire anche dell'apertura straordinaria di Casa Bertoli e all'accensione di un forno vetrario romano. Nel corso della cerimonia di inaugurazione il sindaco Emanuele Zorino ha presentato anche la stagione estiva di Aquileia, che prevede la mostra Da Aquileia a Betlemme, un mosaico di fede e bellezza. Cinema, archeologia e grandi divulgatori scientifici si alterneranno sul parco per 5 serate dal 27 luglio al 3 agosto con Aquileia Film Festival, con un calendario ricco di eventi, fra cui la serata evento di cinema muto e musica dal vivo dedicata al centenario del Milite Ignoto con la proiezione del film Gloria, apoteosi del soldato ignoto e la partecipazione di Paolo Mieli. Nella serata del 30 luglio l'ormai tradizionale appuntamento con il divulgatore storico Alberto Angela, che si collegherà in streaming. Parte da Remanzacco la squadra dei 1000 a difesa dell'ambiente, composta da rappresentanti di comune, enti, scuole, associazioni del territorio, attività economiche e caserma Lesa, che hanno aderito alla carta per l'impegno dei cittadini per l'ambiente. A Remanzacco sono 1 migliaio le persone che hanno aderito alla carta dell'impegno dei cittadini per l'ambiente messa a punto poco meno di un anno fa. In questi mesi, nonostante le problematiche legate alla pandemia, c'è stata una vera e propria corsa alla tutela dell'ambiente, con una serie di iniziative avviate sia dai singoli cittadini che dalla quarantina di enti, comune, scuola, associazioni del territorio, attività economiche e caserma Lesa, che hanno sottoscritto la carta. Non solo parole o manifestazioni di interesse, ma azioni concrete, spiega la sindaca di Remanzacco Daniela Brizz. Tant'è che anche i comuni limitrofi si sono interessati al nostro progetto. Auspico, continua Brizz, che la nostra idea non si fermi all'interno dei confini di Remanzacco, ma che diventi un progetto di territorio. In paese e nei suoi dintorni si sono viste spesso persone alle prese con immondizie sparpagliate ovunque. La sensibilizzazione a queste tematiche comincia dalle scuole e a Remanzacco ha coinvolto anche i bambini delle materne. Sarà riconsegnata in autunno ai goriziani la passerella di Stracis a Gorizia, un passaggio che collega 2 zone strategiche del capoluogo isontino. Il ponte è oggetto di opere di messa in sicurezza, come spiega il sindaco Rodolfo Ziberna. Importantissimo intervento che la città stava aspettando. Finalmente è approvato il bilancio, possiamo proseguire nella progettazione e subito dopo, attraverso una gara, assegnare l'incarico per poter intervenire sulla passerella di Stracis, che come sappiamo oggi interrompe la possibilità di comunicare tra 2 importanti, o rende quantomeno più disagevole la comunicazione tra 2 importanti porzioni della città, il centro con Piedimonte, che in questo momento si trova isolato perché deve utilizzare gli altri 2 ponti. Mi riferisco al passaggio a piedi in bicicletta, perciò ciclo pedonale. C'è stato segnalato un po' di tempo fa una criticità in un unico punto del ponte. Come sapete, per noi è assolutamente
assolutamente ciò che conta è la sicurezza, perciò noi non volevamo assolutamente correre alcun rischio e perciò nel momento in cui questa criticità ci è stata segnalata immediatamente abbiamo chiuso la passerella. La buona notizia però è che entro autunno, perciò orientativamente in ottobre, noi potremo riconsegnare in totale sicurezza l'attraversamento della passerella di Stracis ai goriziani da una parte e dall'altra. Una mostra nata dalla volontà di quanti hanno lavorato nelle coltellerie di Magnago per tenerne viva la memoria. Al Museo d'Arte Fabbrile è stata inaugurata l'esposizione che racconta un secolo di sacrifici in fabbrica. Un secolo di storia, di lavoro quotidiano, di vita vissuta, un camice, un telefono, il libretto di lavoro. La mostra alla memoria, inaugurata al Museo di Arte Fabbrile delle Coltellerie a Magnago, racconta tutto questo. A dar vita all'esposizione, ideata fin dal 2016, sono stati gli stessi cittadini, offrendo testimonianze e oggetti del loro lavoro nelle coltellerie cittadine, con ben 444 luoghi individuati. Si è puntato soprattutto a raccogliere questi elementi che stavano scomparendo. L'aspetto proprio delle fabbriche, l'aspetto edilizio, l'aspetto poi tecnologico. Quindi per paura di perdere questi contenuti si è provveduto ad iniziare a fare una raccolta e da questa raccolta poi è nata questa iniziativa. La mostra è sostenuta da Comune e Regione con il supporto di tantissime persone, associazioni cittadine. Tante relazioni sociali sono nate sui luoghi di lavoro e tanti ricordi sono ancora vivi nonostante sia passato tanto tempo e non ci siano più magari i diretti protagonisti di quelle storie, ma i loro figli e i loro nipoti. Quindi è una bella ricostruzione sociale. E io credo che questa mostra, che in realtà oggi si inaugura ma che non terminerà perché poi potrà essere arricchita soprattutto dalla presenza e dai ricordi dei magnaghesi che verranno a visitarla, io credo che contribuirà ancora maggiormente a inorgoglire le persone che adesso stanno ancora svolgendo questa attività. Si racconta ieri, però guardando al domani. L'obiettivo è stato interrogarci su come tutto questo ricchissimo e complesso patrimonio di memoria orale, di cultura materiale, può diventare qualcosa su cui immaginare quello che potrà essere domani la città delle coltellerie. Il Festival Risonanze chiude nel segno del tutto esaurito. I boschi della Val Saisera dal 17 al 20 giugno sono tornati ad essere per la settima edizione che celebra il legno che suona, l'abete di risonanza, delle vere e proprie sale da concerto, una location unica per un festival altrettanto irripetibile che quest'anno ha proposto 10 concerti, 4 incontri dedicati alla musica e uno spettacolo teatrale per piccoli e adulti, 2 mostre, 5 appuntamenti per baby risonanze, 10 eventi collaterali outdoor all'insegna di yoga, bagni di gong, forest bathing, dog trekking e bike, tutti andati pressoché esauriti. La risposta da parte del pubblico è stata piena, ha spiegato Alberto Busettini, direttore artistico della Kermesse e assessore alla cultura del comune di Malborghetto Valbruna. Abbiamo dovuto dire di no a molti, nostro malgrado, perché mai come in un momento storico quale quello che stiamo attraversando è per noi priorità assoluta garantire la sicurezza delle persone che partecipano agli appuntamenti. Chiudiamo con lo sport, la Gesteco gioca stasera la gara 4 della finalissima dei play-off di Serie B. L'obiettivo dei Ducali è vincere per continuare a sognare. Io vi ricordo che la gara sarà trasmessa su Telefriuli alle 22:30. L'entusiasmo dei 500 spettatori del Palagesteco e la consapevolezza di aver dimostrato di potersela giocare contro l'Aristo Pro Fabriano in gara 3 vinta venerdì sera sono le armi che le United Eagles Basketball Cividale opporranno anche stasera in gara 4 in un palasport cividalese che si preannuncia bollente di tifo e passione per una squadra che, a 11 mesi dal proprio primo compleanno, si sta già giocando la promozione in Serie A2 contro una corazzata come il team marchigiano. L'essere con le spalle al muro venerdì sera in gara 3 ha dato forse ai Ducali quella forza psicologica ulteriore per vincere al fotofinish con una tripla di Battistini, successiva a 3 punti di Adrian Chiera. Stasera a Cividale hanno fatto le cose in grande, di nuovo coreografia tutta gialla e maxi schermo per seguire Italia-Galles agli europei di calcio direttamente al Palasport. Il calcio inizia alle 18, mentre Gesteco contro Fabriano inizierà alle 20. Ogni appassionato vero non può mancare e per chi non ci fosse la differita alle 22:30 è su Telefriuli. E anche per questa sera è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.